God Save the Wine, una bellissima serata qui al Gallery Art Hotel, al Fusion, con la cucina Fusion. Noi abbiamo una donna Fusion, perché è una siciliana, palermitana, non siciliana, palermitana, che si è accasata, è venuta a far vino a San Gimignano, quindi già una fusione di speziature e piccantezze, e ti mettiamo alla prova. Quindi i tuoi vini, Vernaccia San Gimignano, ma non solo. Allora, un vino per il ceviche. Ceviche, sai, questo pesce macerato con gamberi, polpo, seppie, e questo peperoncino. Su che cosa ci proponi? Allora, il primo direi una spumantizzazione, un esperimento, una spumantizzazione di Sangiovese, vinificato ovviamente in bianco, Che però comunque diventa rosa. Che diventa rosa. Amo moltissimo questa punta di rosa provenzale. Scusatemi lo scivolone, raffresca subito, lo trovo molto interessante, supportato da un'acidità strepitosa, tipica del Sangiovese. Non ci hanno creduto in tanti, adesso hanno cominciato a crederci, si può fare. Direi che da quanto sento nel bicchiere si può fare come, cioè è veramente un vino speziato, sapido, gessoso, con queste note di melograno, di bergamotto, di tabacco, che guarda è raro che richiamano veramente profumi del Sangiovese, perché spesso le bollicine a Sangiovese sanno di bollicina e non sanno di Sangiovese, invece questo Ho combattuto direi per questo. che ce l'hai fatta, come spesso ti succede, ce l'hai fatta. E poi invece troviamo un piatto, vediamo dove posso dare un altro tuo vino, e direi andiamo, ecco, questo spicy tonno, che è un piatto famoso qui del Gallery, col tonno pilla gialla, daikon, che è quest'alga, maionese piccante e cipollotto. Su questo La mia vernaccia. andiamo sulle cose serie, quindi la Vernaccia San Gimignano. La tua è un'azienda un po' particolare a San Gimignano, no? Come posizione? Assolutamente, sono una posizione dominante, sono sul poggio del comune. Qualcuno mi ha detto di non dirlo mai, è il mio poggio. Sì, se lo sente, Un'amica me l'ha detto, Elisabetta. Quelli sono i nostri poggi, mi ha insegnato a parlare di luoghi e non di territori. Il mio luogo è uno dei luoghi più interessanti a San Gimignano, e sono veramente orgogliosa di presentare questa vernaccia. Veramente il 2018 è espressione di quello che desideravo da tempo, quindi piano piano stiamo arrivando. Adesso aspettiamo l'uscita della Cru, non è una selezione ma è un Cru 2018, solo 3.000 bottiglie che usciranno a gennaio del prossimo anno. Quindi c'è ancora da aspettare, pensavo, quindi quest'estate, però direi che ci consoliamo. Ci consoliamo con questo. È un grandissimo vino, complimenti, per la 18 non era così semplice come sembrava.